ben ritrovati a Scuola Grande. Quest'oggi parleremo di una grande artista veneziana, veneta, nazionale e a carattere internazionale, Nadia Costantini. Artista che ha perseguito la corrente dell'optical art. Cos'è l'optical art? L'optical art è una rappresentazione dell'arte astratta nella quale vi è la sollecitazione della percezione visiva, ossia ciò che lo spettatore vede non è una rappresentazione paesaggistica, bensì una rappresentazione simbolica protesa alla sollecitazione del movimento e alla tridimensionalità. Nadia Costantini è una valente maestra che ha saputo percorrere quest'arte con una sua personale interpretazione e quindi quando il suo estro creativo si focalizza per la creazione di un'opera, inserisce delle sue particolari ricerche che hanno fatto grande questa corrente artistica, soprattutto in Italia. Le sue opere vengono immaginate in questa maniera: da uno sfondo scuro si catalizzano sulla tela o sugli altri supporti degli incroci, dei costrutti geometrici composti da fascette colorate e in movimento. Dicevo, si creano delle forme, dei costrutti geometrici che non si avvicinano alla dimensione realistica, bensì alla dimensione della geometria. Questa geometria però non è sempre rappresentata in una maniera solida, ossia non si trovano rappresentazioni di quadrati o di cerchi, ma si trovano altre forme. Quindi c'è una sorta di ricerca protesa all'utilizzo della geometria in una maniera altra e il movimento e la luce quindi creano una tridimensionalità che parte dalla bidimensionalità. Una delle caratteristiche più importanti di Nadia Costantini è questa: quando si osservano le sue opere, le forme che sono all'interno del supporto sembrano acquisire una levità, sembrano lentamente emergere dalla bidimensionalità e gettarsi verso l'esterno. Ha infatti realizzato anche una sorta di pittosculture dove il materiale plastico si aggettava dal supporto e giocava con la tridimensionalità fisica, e quindi questa tridimensionalità assume un carattere, nel senso vero del termine, sacro, separato dalla realtà concreta, dalla realtà tangibile, pur essendo realizzata appunto con l'ausilio della geometria e della matematica, perché queste opere sono create attraverso questa modalità, e ci aggiungerei anche della fisica e dell'ottica, chiaramente. E quindi questa levità deve essere percepita lentamente dall'osservatore, e quando l'osservatore si trova appunto di fronte ad un'opera di Nadia Costantini deve osservarla in maniera contemplativa, e questa contemplazione permette all'osservatore di cogliere pian pianino, lentamente, la percezione di questa realtà tridimensionale che si aggetta verso di lui. E questa contemplazione non è una sollecitazione emozionale, ma una sollecitazione interiore, razionale, ed è anche un'estraniazione, perché quando si osservano le opere di Nadia Costantini ci si astrae dalla realtà, una sorta di gioco di parole. La realtà rappresentata da Nadia Costantini, che è una realtà altra da quella contingente e realistica, contribuisce all'ulteriore estraniazione dello spettatore, che viene catapultato in un'altra realtà. Ed è questa la volontà creativa di Nadia Costantini, che attraverso l'optical art riesce a estraniare l'osservatore, a catapultarlo in altri mondi, fatti di geometria, fatti di matematica, fatti di luce e fatti di movimento. Un'artista veramente complessa che contribuisce ancora oggi a fare grande l'arte veneta in tutto il mondo. Alla prossima puntata.